Eh sì, sono io il Veneti WhatsApp che avete visto tanti in questi giorni, per chi non l'avesse ancora capito. Volevo solo dirvi che noi Veneti, oltre ad essere gogliarci, divertenti, anche per promuovere i nostri fantastici prodotti, veniamo e abbiamo delle cose stupende. Ciao imbruttiti, benvenuti a una nuova puntata di Mi So Mona, alla scoperta delle eccellenze venete. Oggi vi mostriamo una delle cose più belle in assoluto che al Veneto, 10 borghi che per noi sono assolutamente da visitare. Siamo a Cittadella, in provincia di Padova, un'intera città murata, iniziata a costruire nel 1220 dalla città di Padova per le ostilità che aveva con la provincia di Treviso. Andiamo a vedere. Siamo a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, terzo comune della provincia per popolazione dopo Treviso e Conegliano. C'è una città muraria con un castello in ottimo stato di conservazione, tutto da vedere. È stata costruita alla fine del 1100, guardate qua. Siamo ad Asolo, in provincia di Treviso, un comune pazzesco che si estende tra pianura e collina, appunto i colli asolani. Pensate che i primi insediamenti qua ci sono stati 30-35 mila anni fa, è stata fortificata nel 1200, ma è un comune assolutamente pieno di storia da vedere. Siamo a Rossica, in provincia di Vicenza, ai piedi dell'altopiano di Asiago, famoso in tutto il mondo per la piazza degli scacchi, dove ogni anno si svolge la partita degli scacchi viventi. Una curiosità, pensate che è sempre stata al centro di una contesa con la città di Vicenza. Nel 1200 è stata venduta alla città di Vicenza per 40.000 lire veronesi. Andiamo a scoprirla. Siamo a Soavi, in provincia di Verona, città murata intorno al 1300, un bellissimo borgo, ma soprattutto terra di vigne e di vino DOC. Siamo alla Zise, in provincia di Verona, siamo sul lago di Garda, qua vicino c'è Bardolino dove fanno il vino, c'è Gardaland, c'è il Monte Baldo. Questo è un borgo bellissimo, è considerato il primo libero comune d'Italia. Se volete fare i romantici, è il posto giusto. Siamo a Borghetto, una frazione di Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. Questa è terra dei tortellini di Valeggio. In questo borgo si respira un'aria davvero speciale. Siamo a Montagnana, in provincia di Padova, un borgo medievale al confine tra Vicenza e Verona, terra del buonissimo prosciutto crudo di Montagnana Ugano Berico. Guardate qua. Siamo ad est, in provincia di Padova. Questa è la città più antica in assoluto di tutto il territorio uganeo, ha più di 3.000 anni di storia alle spalle, è la culla di Paleo Veneti. Sono arrivato all'ultima tappa di questo itinerario che ho creato. Se qualcuno vuole prenderne spunto per proporlo in maniera più ufficiale è liberissimo. Ci sono tantissimi altri borghi bellissimi in Veneto che menzionerò dopo la sigla. Qua siamo ad Arquà Petrarca, in provincia di Padova, 1900 abitanti circa. Si chiama così perché ci ha vissuto gli ultimi anni il poeta Francesco Petrarca, ma qua c'è anche il laghetto della Costa, che è un sito palafitticolo preistorico, patrimonio mondiale dell'UNESCO.